né censura. C'è un equilibrio tra tutte le cose. Luce e ombra. Bene e male. Non ci saranno più regole. Il popolo si sta sollevando. Se quell'equilibrio viene turbato, l'universo lo corregge. Ogni sabato, ore 16. Ogni domenica, ore 14. Il grande cinema, Movie Time, con Vincent. Il mondo ha di nuovo. Va ora in onda l'altra metà della radio. Parità di rassegna. Conduce Laura Ravecco. Antonino, a te la linea. Un attimo Antonino, abbiamo un problema, non riusciamo a sentirti, ti richiamo da un'altra fonte. I wish I could tell you that. Antonino, a te la linea e a brevissimo ci colleghiamo anche con Laura. Oh, perfetto, allora siamo in onda adesso, sì? Sì, siamo in onda ora. Perfetto, Un secondo allora. che mi collego con Laura e ti do il buono. Grazie. Allora, io ringrazio il nostro Andrea che con la sua consueta bravura e professionalità sopperisce a qualche problema tecnico, ma come vedete siamo
sufficientemente coriacei per continuare a fare la radio. Vi dicevo, sono le 15:15 e 12 secondi, questa è appunto la rassegna stampa al femminile di Radio Libertà, l'altra metà della radio. Io sono soltanto l'umile comprimario della padrona di casa che tra poco si materializzerà attraverso l'etere e naturalmente farà sentire la sua voce, che è Laura Ravetto, come avete ascoltato. Noi oggi abbiamo una rassegna stampa che effettivamente lascia abbastanza perplessi. Avete sentito in questi giorni le ultime notizie, e non sono delle notizie gradevoli, soprattutto per una sentenza della Cassazione, e sentenza della Cassazione che è un po' discutibile. Ecco, Andrea, mi dice adesso Laura che lei è collegata da un quarto d'ora, sente tutto, ma non siamo noi che non sentiamo lei, per cui fammi sapere un po' se riusciamo ad agganciarla e se Sì, un riusciamo ad secondo, averla. Antonino. C'è? Vediamo un po'. Aspetta un secondo, Antonino. Sì, abbiamo tutto il tempo. C'è questo piccolo inconveniente tecnico che sarà risolto. Nel frattempo vi offriremo un pezzo del maestro Scarlatti, il minuetto per pizzica e clavicembalo ben temperato, opera 671 dell'anno 1774. Pim piribim pim 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 piribim pim 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 pam. Ecco, a posto. Vabbè, stavamo dicendo, intanto diamo un'occhiata alle agenzie, nel mentre Biden lascia, siamo sull'ANSA, boom di donazioni, oltre 500 delegati per la Harris. A Mosca non sono contenti, dicono da lei una retorica ostile. Le posizioni da Putin all'aborto, le frasi della vicepresidente degli Stati Uniti, lo scenario corsa in salita, che cosa succede qui alla convention, vediamo un po' che cosa succede qui. Le frasi famose, Ucraina e Russia, la Harris, la storia nel testimone, se restiamo a guardare mentre un aggressore invade il suo vicino impunemente, continuerà ad andare avanti. Nel caso di Putin significa che tutta l'Europa sarebbe minacciata. Se non riusciamo a imporre gravi conseguenze alla Russia, altri leader autoritari in tutto il mondo ne saranno incoraggiati, ha detto la Harris, che ha incontrato più volte il leader ucraino Zelensky. Perfetto! Laura, eccoti! Hello? Sì, ma io non la sento, Lorenzo, questo è il problema. A me non arriva Laura. Veramente deficitaria questa connessione di oggi, devo dire la verità. Io non ce l'ho, ragazzi, non sento, per cui ditemi voi che cosa volete fare. Se non siamo in grado di fare la trasmissione, tanto vale mandare una replica e scusarci con gli ascoltatori e con Laura, ragazzi. Ditemi un po' voi che vogliamo fare. C'è nessuno, tutto tace. E niente.
e Antonino Danna. Auguri a tutti noi. Voi siete i campioni. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Si ritorna in onda, Sammy Varin in diretta su Radio Libertà. Ci sono stati problemi tecnici, cos'è successo? Boh, non lo so io. So soltanto che ce l'ho anche questa settimana con me. Antonino Danna, purtroppo non siamo riusciti a collegarlo per problemi tecnici, naturalmente. Eccola con noi. Era ad escludendum. O stavo dentro io, stava dentro Antonino. Non ci lasciavano stare Adesso tutti e due insieme. stiamo entrando nella volgarità, Laura Ravetto, lo diciamo subito. No! Stiamo entrando nel volgare No. puro. No, assolutamente no. Però dimmi che adesso tu mi senti. Assolutamente sì, siamo dentro nella conversazione, of course, con la Dai, deputata Antonino. della Lega, Laura No, Ravetto. mi spiace moltissimo perché quando parlava Antonino non riuscivano a collegarsi con me, viceversa. Cerchiamo di fare questa puntata come se Antonino fosse insieme a noi, ringraziando te che però evidentemente sei il preferito di noi tre, perché No. con te va tutto benissimo. Semplicemente E noi perché due ho la siamo fortuna, alternativi. ho la fortuna di essere in studio e Antonino Danna purtroppo è da remoto, però lo diciamo, visto che Antonino sicuramente ci sta ascoltando, lo ringraziamo, lo salutiamo per quello che fa. Grazie Antonino. Antonino, Grazie, se hai qualche suggestione, perché le domande di Sì, perché Antonino Antonino Danna manda il copione. sono perché ben Antonino- diverse dalle mie. Antonino, se hai qualche domanda pizzichevole, segnalamela tramite WhatsApp e io la leggo volentierissimo alla deputata della Lega Laura Ravetto, che non vede l'ora di rispondere anche a domande più importanti, più seriose rispetto a quelle di Sammy Varin. Intanto ricordiamolo, siamo in onda in diretta nazionale su Radio Libertà, è il bello, ragazzi, di avere una deputata della Lega responsabile di quella che è la pari opportunità anche della Lega, che ogni giorno vi dà queste pari opportunità di entrare in onda con noi. Fategli una domanda, 340 6709 659 il nostro numero di WhatsApp. Passiamo da un estremo all'altro, ma soprattutto con Laura Ravetto partiamo subito da una cosa che mi è piaciuta, che c'è stata la scorsa settimana. Non ne hanno parlato tanti mass media, però se ne è parlato e soprattutto abbiamo visto la partita del cuore, Laura Ravetto, la partita del cuore. Guarda che è stata una roba interessante anche dal punto di vista politico, perché adesso pare che arrivano nuove alleanze, eccetera. E come hai vissuto questa giornata e soprattutto tu personalmente? Non c'erano le scarpe, spiegami un attimo. Esatto, l'ho vissuta con grande rosicamento. Ti dico perché. Perché io sono stata invitata alla partita del cuore, no? Penso di essere stata invitata più dai cantanti che dai politici, te lo dico, che hanno molto insistito perché fossi presente. Poi da persona seria, quale sono, tu lo sai, io ho detto però io non ho mai giocato a calcio, quindi mi sembrerebbe brutto mettere in difficoltà la squadra dei miei colleghi e per cui hanno insistito, hanno detto no, ma almeno 5 minuti. Ho detto guardate, onestamente non me la sento tanto, però mi hanno detto però onorevole, le facciamo trovare la divisa con gli scarpini, almeno si allena. Ho detto va bene, perfetto, fantastico. Quindi io al mattino sono venuta in aula con il mio bel tacchettino, precisiamolo Sammy, 7, 10, 7, e poi ho preso l'auto per l'Aquila, perché noi qua avevamo dei voti molto importanti, ho preso l'auto per l'Aquila, sono andata all'Aquila, sono arrivata all'ultimo minuto e mi hanno fatto trovare questa fantastica maglietta azzurra con il mio nome, ma non c'erano i pantaloncini e quello non era un problema perché mi conosci, avrei giocato anche in gonnellino, mi sarei allenata anche in gonnellino, ma non c'erano gli scarpini. O meglio, vedi quale pari opportunità, c'erano scarpini di tutte le misure ma non del 37, c'era il 40, il 42, il 41, io ho il piede piccolo, so femmina. Insomma, sta di fatto che così mi sono trovata in tacchi sul palco e niente, sono stata in panchina.
sono stata in panchina, che è un po' una metafora, no? La donna col tacco in panchina. Però devo anche dire che hanno giocato delle colleghe, era la prima volta che giocavano le colleghe, quindi grande applauso alle colleghe che hanno giocato, e devo dirti anche tutto, Sammy, il prossimo anno gioco anch'io, perché non è che ho visto tutti questi Pelé in campo tra i miei colleghi, quindi ecco, potevo pure azzardare una giocata. E come dici tu, però è stata una bella giornata, non solo perché si faceva solidarietà, ma anche perché, hai ragione tu, interessante dal punto di vista politico, perché abbiamo visto quel furbone di Renzi che si fa fotografare abbracciato alla Schlein e che quindi poi ha, no, avviato tutto quel dibattito, no, sulla vicinanza di Renzi al PD. Eh sì, anche se continuano a litigare, però in campo si sono abbracciati e già, non so se siamo noi giornalisti, però mica solo i giornalisti, già si fantastica di un nuovo campo largo, allargato a queste bellissime sensazioni che comunque sono state quelle della partita del cuore, che è piaciuta comunque, e in molti hanno detto bisognerebbe farla più spesso, magari appunto organizzarla ancora meglio, che ci siano le scarpette per tutti quanti in modo di poter vedere la Ravetto. No, ma io devo essere onesta, io sono stata già molto onorata di aver potuto indossare la maglia, quindi io già sono contentissima, però diciamo che la mia provocazione del tacco, che poi alcuni come al solito han contestato, ma era una provocazione per dire datemi gli scarpini. Ecco, questo è il mio punto, no? Invece senti, io svelo un segreto, Sammy, no? Sì. Che Antonino, che è il più diligente di tutti noi, prima della puntata mi dà sempre il copione. Perché al contrario mio e tuo, che possiamo dirlo, facciamo un po' così, battitori liberi, no, Non giochiamo il nostro copiamo, tennis non così. copiamo. Ecco, lui mi manda prima sempre lo schema di gioco e quindi nel suo copione oggi c'erano molte notizie, tra cui una che commenteremo di sicuro, che è quella incredibile di questa sentenza, e ne abbiamo viste già di sentenze particolari in questo ambito, Sammy, ma questa che sostanzialmente dice che questo ragazzo che ha strangolato la fidanzata riceverebbe delle attenuanti perché si era in periodo Covid, lui era particolarmente stressato, questa ragazza aveva il Covid, aveva paura di beccarselo, insomma una sentenza che ha quantomeno dell'incredibile, soprattutto tenuto conto che, se uno legge un po' le dinamiche, questi erano conviventi, il ragazzo si era allontanato da lei per tornare dalla sua famiglia, l'aveva lasciata sola col Covid ed è ritornato e l'ha ammazzata, quindi io voglio dire, Che non ci cosa vedrei sta tante attenuanti. succedendo? Cosa sta succedendo? Perché quando ci sono queste sentenze noi tiriamo fuori le antennine e cerchiamo di capire, ma che cosa c'è da capire davanti a una decisione del genere? Probabilmente c'è da capire che invece di passare i giorni, le giornate, le ore da parte della sinistra a dire quanto è troglodita la destra e quanto poco abbia a cuore le pari opportunità, dovremmo fare uno sforzo comune, la sinistra insieme a noi, e capire che invece purtroppo probabilmente delle sacche di pregiudizio e anche un po' di cultura, diciamo così, da riformare ci sono anche in altri ambiti, perché io credo che a questo punto parlare con serietà di una specializzazione e formazione specifica dei magistrati non debba più essere un tabù. Perché io sono certa che io auspico più che altro che nei prossimi gradi di giudizio non venga data la possibilità di avere delle attenuanti di questo tipo, ma ecco, credo che ci voglia una formazione specifica dei magistrati. E magari anche qualche esamino di idoneità psicologica, chi lo sa, se so come osi Sammy Varin dire robe del genere, vero? Arrivano WhatsApp al 340 6709 659, con noi la deputata della Lega Laura Ravetto, e chiaramente le domande spaziano da un estremo all'altro, perché non possiamo dire che in questi giorni non succeda niente, sta succedendo di tutto il possibile, immaginabile, e quindi l'America facciamo come le trasmissioni serie, professionali, che stanno parlando di Biden da ieri e non smetteranno più di parlare di Biden, che ne abbiamo già un po' piene le scatole. Però che cosa sta succedendo? Allora, in questo momento Repubblica apre dicendo, secondo i media, Biden ha esitato a ritirarsi
per dubbi sulle chance di Kamala Harris. Ma guarda un po', anche Biden, perfino Biden, aveva dubbi su questa signora che, attenzione, comunque la vice. Noi tutti ci chiediamo: ma che cazzo ha fatto in questi anni questa Kamala? Perché è stata assolutamente insignificante. Forse anche la poltroncina di vice è una poltroncina che, se non c'è Biden che ti dice di fare qualcosa, tu non fai assolutamente niente. Chiaramente Kamala è donna e quindi pari opportunità, un'occasione bellissima sarebbe, visto che è stata investita da Biden di questa possibilità, avere un presidente donna. Secondo me la Ravetto sarebbe felicissima. Ma qua mi fermo e vediamo qual è la chiave di lettura di Laura Ravetto di tutta questa vicenda. Sparano a Trump e si arrende Biden. Ravetto. Sì, allora premesso che la tua provocazione l'hanno compresa tutti, perché io sarei l'ultima delle contente di avere la Harris, perché chiaramente sono una che è convinta che non è che debbano arrivare le donne, devono arrivare le donne brave, che è un concetto un po' diverso. E quindi non è che basta essere donna per avere titolo ad essere in un posto così delicato e importante. E anzi, la Harris, l'unico dossier che ha ricevuto da Biden, che era quello sull'immigrazione, è riuscita a scontentare tutti, perché non è riuscita a stoppare il fenomeno dell'immigrazione irregolare negli Stati Uniti, e quindi facendo arrabbiare non solo i conservatori ma anche tutto quell'elettorato medio-basso, di cui, ribadiamolo, anche negli Stati Uniti, così come in Europa, si occupa solo più la destra, perché ormai la sinistra un problema di concorrenza sleale anche verso la migrazione irregolare. Tant'è che Trump negli Stati Uniti è appoggiato dai latinos, che sono gli immigrati regolari, e dicevo, questo dossier lei l'ha fallito e ha scontentato addirittura anche la sinistra più estrema del suo partito, o comunque della sua, diciamo così, maggioranza, perché Ocasio-Cortez, che oggi dice io appoggerò la Kamala Harris, in realtà all'epoca la criticò perché la Harris andò in Centro America e disse: voi in America non dovete venire. Quindi voglio dire, l'unico dossier che ha avuto è stato un disastro. Ti faccio notare, in nome delle pari opportunità, avrai notato che appena si è saputo della candidatura della Harris, perché probabilmente sono andati da Biden, hanno chiuso in uno stanzino e gli hanno detto devi assolutamente andare via, hai notato che è tutto Trump e Kamala. Allora, questo poi di renderla più avvicinabile, più simpatica, no? Hanno fatto anche gli slogan, adesso non è più yes you can ma yes you come, con la K, ma in realtà non pensi che anche questo sia una forma di maschilismo dei cosiddetti democratici di sinistra? Cioè, un uomo giustamente lo chiami per cognome e lei è Kamala, e la donna è il nome proprio. Non credi che sotto sotto ce la menano tanto con i nomi femminili, i nomi maschili? E diciamolo subito, la proposta di Manfredi Potenti è una proposta personale. Tu lo sai che oggi c'è stata la polemica perché il deputato della Lega ha fatto una proposta per eliminare i nomi al femminile. Ferma, ti fermo un attimo e controlla un attimo il tuo telefonino, perché non so se magari sei in giro, ti stai girando mentre parli, a volte sparisce la connessione. Senti bene? Adesso ti sento, ma ti fermo ulteriormente. L'hai sentito del collega Manfredi Potenti? E questa è una domandona che però ti volevo fare, non cerchiamo di sviscerare, perché io quando è uscita questa cosa, vietare le parole al femminile, ma io posso aggiungere qualcosa perché sono un giornalista, sono un leghista storico degli anni '80, quindi cioè io ero d'accordissimo su questa proposta, perché mettere al femminile parole che normalmente sono al maschile o comunque sono al genere neutro significa storpiare il linguaggio italiano, la lingua italiana. Allora la proposta della Lega era vietare le parole al femminile, quindi dire sindaca, robe che normalmente si dice, se non si dice, addirittura vietarle mettendo una multa. Ecco, questa cosa della multa probabilmente è quello che ha fatto alzare il sopracciglio, dicendo la Lega ha detto no, non rispetta la linea del partito. Quindi Manfredi Potenti, che aveva
aveva fatto questa bozza di DL e giustamente il partito ha detto no. Che cosa c'era di sbagliato? Lo diciamo proprio col cuore in mano, ci mancherebbe, anzi dite anche voi la vostra se avete un pensiero No, in però questa posso dire la proposta. mia? Certo, vogliamo proprio la tua, Ma visto che scusami, ma per cortesia, queste sono le classiche iniziative che sono speculare alla Boldrini. Dai Sammy, ma così come critico la Boldrini che vuole a tutti i costi trasformare in nomi maschili, femminili quelli maschili, mi sta pure non credo sia un'iniziativa intelligente dire che ti multo se li declini al femminile. Stiamo alla Treccani e alla grammatica e all'evoluzione della grammatica. Ci sono dei nomi che ormai è consuetudine che si possano dire anche al femminile, lasciateli dire al femminile. Così come però e non rompeteci le palle, così come non rompeteci le palle se alcuni nomi sono solo al maschile. Ma ti sembra che la politica debba mettersi a parlare di 'ste cose qua? E in più mettere multe? No, scusami, il collega mi sta tanto simpatico, ma secondo me l'attività parlamentare, insomma, si può concentrare su temi un po' più rilevanti. E ripeto, e fare semplicemente il gioco della sinistra, cioè farci descrivere a noi, cioè come dei boldriniani ante litteram, al contrario. Non mi sta bene, dai, su avanti. C'è la grammatica, io sono affezionata alla grammatica, sono affezionata alla Treccani, seguiamo la Treccani. Ma ti sembra che adesso dobbiamo metterci a far 'ste cose qua? Dai, Sam, su, non esageriamo, dai. Capisco che ti possa essere simpatica come iniziativa, ma io credo che i cittadini e le cittadine ci credano cose più concrete. Abbiamo giustamente sempre detto alla Boldrini di non stare a rovellarci su queste tematiche e poi noi facciamo delle iniziative. No, scusami, ripeto, stimo il collega, ma in questo caso sono contenta che il partito abbia detto: "Ma sì, uno è libero di fare anche 'ste iniziative, ma non andremo senza dubbio a multare la gente che usa i termini al femminile." Ecco, lo trovo abbastanza, io diciamo che in un se fossi senatore Varin la riproporrei senza la non ho multa dubbi, questa non ho cosa. dubbi. Vabbè, comunque la notizia la troverete questa sera in tutti i telegiornali. Dopo la bufera, marcia indietro della Lega, ritiriamo il DDL sui nomi femminili, era un'iniziativa personale. Chiaro che io dargliela vinta la Boldrini mi rode in un modo, Ma non la dai vinta la Boldrini! È il contrario, non fai come la Boldrini dall'altra parte, ma basta dividerci 'ste squadre di calcio che fanno proposte assurde. È assurda la Boldrini quando vuol declinare nomi al femminile che non esistono al femminile, è assurdo anche chi vuol declinare per forza al maschile nomi che ormai si dicono al femminile. Lasciateci in pace coi nomi da una parte e dall'altra. A noi donne lasciateci pace, questo dico, Aspetta che scrivo, lasciateci in pace, questo come titolo di agenzia, ma lo dice la Ravetto, perfetto. E per chi non mette neanche le desinenze finali, che cosa gli diciamo a questi? Cosa gli diciamo? Lasciateci ancor più in pace, perché questi vogliono addirittura annullarle le donne, perché come abbiamo già detto 1000 volte con la declinazione dell'asterisco stai negando che ci sia differenza donna-uomo e mentre io sono orgogliosa della mia differenza di donna, lasciateci in pace anche noi. Basta, avete rotto tutti le scatole. Occupiamoci meno dei linguaggi, più delle cose concrete. Grazie. Serviti? No, lo dico perché stanno arrivando WhatsApp al 340 6709 659, qualcuno avrebbe ancora qualcosa da dire, basta, E silenzio. fammelo dire, ma anche se non sono d'accordo, io li ascolto volentieri, assolutamente, lo sai. Silenzio, Mi becco parla pure gli insulti. parla No, 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 Ravetto, no, 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 assolutamente. no, 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 tutt'altro, Questa è una tutt'altro. trasmissione matriarcale, No, sappiatelo, assolutamente. no, no, Qui no, gli no, no. uomini fanno una brutta fine, niente di personale naturalmente con la Ravetto, ma il servizio su Novella 2000 c'è piaciuto, è vero, è vero. Ecco, lo sapevo che mi beccavi lì. Eh? Ma perché lo sapevo che mi beccavi lì, ma io rivendico anche un po' una vanità di donna, è piaciuto anche a me. Secondo me a 53 anni ci sta pure che stia ancora bene in costume e in spiaggia mi metta il costume, è un problema? Assolutamente, noi ti guardiamo, quindi siamo ben contenti di questa cosa. E hai avuto successo anche su Novella 2000, mi dicono che hanno venduto alla grande e soprattutto Ma anche sui social, quindi sfoti, ma ci sfoti, sta, Sammy, ma sfoti. Io devo fare una mozione d'ordine su quando Sammy ci salva a me e Antonino. Sì. Quando Sammy ci salva a me e Antonino in radio dovete imporre a Sammy di avere i toni di Antonino.
perché io non sono abituata a Ma dover essermi tutte le settimane, lo che so, mi prende in è giro, cioè. un'overdose No, però io assolutamente. ci tengo, visto che sei un uomo molto intelligente, io Sì. ci tengo alla tua opinione su questo. Non pensi che chiamare la Harris per nome sia, oltre una strategia di marketing, no, per renderla più accessibile, anche una velata forma un po' di distinzione, no, dei democratici, no, non pensi? Ecco, No, ti Obama. No, perché Kamala? No, no, non so, non hai un'opinione su questo? allora ti dico che, suona bene, è quasi cacofonica e Ho attira. capito, ma come si chiama Obama di nome? Tu lo sai? Lo so, però forse si u Eh, perché è così, se lo sono inventati perché sono disperati, la verità è questa signori, d'altronde è nera, afroamericana, non è lesbica, mi sembra, e purtroppo non è lesbica, sei tremendo. è l'ultima speranza la Kamala, anche se non sa fare niente, anche se l'ha detto subito, tra sarà ancora più facile batterlo, però, ma soprattutto a me sembra strano che questi americani così pignolini che fanno tutte le primarie, sono come i nostri pidini loro, che accettino Bravo, questa cosa, o lo fanno davvero per bravo, soldi, perché c'è sul conto di Biden ci sono tutti quei soldi e se no non potevano utilizzarli. bravo. Bravo, perché no, cioè giustamente questo già, i sostenitori di Trump hanno fatto notare che se loro prendessero un candidato diverso dalla Harris, bisognerebbe mettere in discussione tutti i fondi che hanno raccolto sino a oggi, che erano intestati di fatto alla campagna Biden-Harris, e negli Stati Uniti non scherzano, nel senso che non è che tu puoi slegare quei fondi e poi, metterli su un altro candidato. Però, come dici tu, visto che fanno sempre i democratici, no, alle primarie, alle convenzioni aperte, alle elezioni non le acclamazioni, alla democrazia, poi però quando c'è l'esigenza di far fretta e tenersi il grano, mettiamola così, allora la Harris andrà bene, vedrai che andrà bene, no? WhatsApp, signori, grazie. Quanti complimenti, no, mica a me, a te. Un bacetto a Lauretta. Oh mamma mia, Wow, grazie. Lauretta. Giuliano Grazie. da Torino scrive: "Peccato per la rielezione della Ursula, in Europa vinciamo per il cambiamento, invece i taffazzisti italiani perseverano". E qui naturalmente veniamo all'argomento europeo, e in questi giorni cantiamo la canzoncina. Carola ci porta i clandestini, Mimmo li accoglie e Ilaria gli trova casa, magari la tua. Che cosa Mh-mh. sta succedendo in Europa e soprattutto questa von der Leyen che è stata votata felicemente da Forza Italia, che oggi ci dice che non contiamo niente. Mh. Eh, ma guarda, allora, premesso che le discussioni, no, questo dobbiamo dirlo, sui posizionamenti europei dei singoli partiti sono legittime, no, soprattutto se un partito come la Lega viene attaccato così con fulmine a ciel sereno da Tajani, lo stesso Tajani che qualche mese fa, c'è una registrazione che gira in rete, disse candidamente che votare con i Verdi sarebbe stato un tradimento dell'elettorato, e che poi oggi vota con i Verdi. Quindi voglio dire, ci sta pure, no, che magari uno gli replichi: "Ma, magari siamo irrilevanti, ma almeno siamo coerenti e non votiamo con la sinistra". Ma il tema è che è irrilevante pure lui, perché non è che mi sembra che Forza Italia e il PPE abbiano ottenuto chissà che, hanno semplicemente appoggiato non soltanto la von der Leyen, ma proprio un'agenda che si è confermata quella di sinistra, anzi si è spostata più a sinistra, perché è chiaro che avere il voto dei Verdi significa che il Green Deal lo sposti ancor più di là. Quindi un'Europa che andrà verso più tasse, più immigrati e più guerra, mentre auspicabilmente, se vincerà Trump, gli Stati Uniti andranno a meno immigrati, meno tasse e meno guerre. Quindi anche un'Europa che ci posiziona, lei sì, non l'Italia, l'Europa, in una posizione di imbarazzo internazionale, soprattutto se vince Trump. Quindi ecco, io credo che la Lega abbia fatto bene, sia stata l'unica coerente sin dall'inizio.
Siamo lieti che la Meloni, anche lei, non abbia votato con i Verdi, anche lei abbia votato no ad Ursula, e siamo anche certi che questo non avrà nessuna influenza sul governo. Guarda, adesso in queste ore c'è un Consiglio dei Ministri in corso in cui Salvini propone, soluzioni per abbassare le tariffe nelle autostrade. Quindi si mettano l'anima in pace oggi, quando il transatlantico tutti i giornalisti, alcuni giornalisti di sinistra: "Ah, adesso il governo è in crisi". Sai, questi sperano. Però si devono mettere l'anima in pace. Il governo durerà fino al 2027 come vogliono gli elettori. È chiaro, perché la quadra l'abbiamo trovata, la quadra è un programma scritto nero su bianco e approvato, e quindi ci mancherebbe, nonostante sull'autonomia differenziata, insomma, c'è sempre ogni tanto qualche dubbiettino, Forza Italia che vuole fare un osservatorio, ma soprattutto, Ravetto, sei andata anche tu a mangiare gli spaghetti antifascisti, la pastasciutta antifascista dei Per carità. I vecchietti dell'Ampi che salutiamo, grandissimi Allora, vecchietti io per dell'Ampi. essere antifascista non ho bisogno di andare a mangiare la pasta, e tra l'altro non vedo, novelli fascisti e tantomeno al governo e nella maggioranza. Queste sono naturalmente spinte ideologiche, tentate per farsi un po' di pubblicità, non sanno come criticare, ripeto, un governo che tutte le misure economiche che ha messo in essere fino adesso le ha fatte soprattutto verso i ceti medio-bassi, che sono quelli di cui dovrebbe occuparsi la sinistra, insisto. Ti faccio presente che sono molto nervosi. Io stamattina ero in TV con Zan, ha iniziato a sbraitare, urlare, aggredirmi. Dopo aver iniziato dicendo che noi siamo i fomentatori d'odio, poi ha iniziato un esercizio di aggressione nei miei confronti incredibile, perché sono loro che sono nervosi e hanno anche dei toni piuttosto aggressivi. Noi dobbiamo andare avanti per la nostra strada, al netto delle spaghettate. Sull'autonomia, bisogna far presente anche agli alleati che tutti possono avere delle sfumature diverse. Anche noi sul premierato magari abbiamo avuto, no, possiamo avere delle osservazioni, però quando si fa parte di una maggioranza, tutti sono leali, quindi si è votata l'autonomia, si vota il premierato, si vota la riforma della giustizia, perché sono tutte tematiche che avevamo nel nostro programma elettorale e ci sosterremo tra alleati, ognuno per questa partita. L'autonomia è già arrivata, addirittura d'arrivo, dovrà essere applicata, la riforma della giustizia sta marciando, il premierato pure, ecco, quindi anche su questo, dimostreremo e tutti ci dimostreranno lealtà. Aspetta, che sto scrivendo. Ravetto, Zan mi ha aggredito. Vai a vedere i Che è una video, ma notizia, una cosa incredibile, cioè loro parlano di tutela, di odio, di clima d'odio, clima omofobico, e poi quando hanno di fianco un avversario che non gli dà abbastanza soddisfazione perché probabilmente è liberale quanto loro, solo che non è ideologica, l'aggrediscono. Vai a vedere, non mi lasciava parlare, urlava, una cosa veramente incredibile. Beh, la domanda è qui, voglio un retroscena, anche perché, ha fatto impressione a molti nostri ascoltatori, ma in generale a molti cittadini, tornando alla famosa partita del cuore, questo rapporto anche bello, secondo me è positivo che sia al di fuori della politica. Cioè quando, Zan ti ha aggredito in trasmissione, io poi immagino, no, finito la trasmissione, No, la Ravetto no, che gli dice oggi a no, Zan: "Ma sei no. stato un cazzone però, No, che no, ca". no, oggi Eh? no, perché io, distinguo tra l'avversario politico e chi invece aizza all'odio. L'utilizzo strumentale di certe tematiche per aggredire l'avversario e farlo, lui oggi voleva far tentare di attribuire a me una vena omofobica, che tu sai benissimo che io forse sto più liberale di Zan su certe tematiche, tant'è che con te ci confrontiamo spesso. Ecco, io lì non sopporto la malafede e non sopporto l'aggressione dell'avversario. Cioè l'avversario va, giustamente combattuto nel rispetto reciproco delle idee, ma quando tu tenti di buttargli fango addosso, poi ripeto dopo mezz'ora che ci spiegavano che Trump butta fango sulla Harris, dove io ho fatto presente che forse un po' di fango su Trump gliel'hanno mandato, visto che si è beccato una pallottola praticamente in testa, grazie al clima d'odio che hanno alimentato i democratici. Ecco, non sopporto queste anime belle di sinistra, che dicono che bisogna tenere i toni bassi e poi sono i primi che alimentano la cosetta cara
character assassination, cioè devono distruggere l'avversario come persona. Lui oggi voleva farmi passare per omofoba, che ce l'ha con gli omosessuali. Io queste cose non le accetto, non le accetto, e mi ha aggredita, quindi no, dopo non gli ho fatto né sorrisi né altro. No, assolutamente, mi spiace. Diverso il clima alla partita del cuore, ci conosciamo tutti, personalmente io, mi sono messa a chiacchierare, con moltissimi, anche con la stessa Schlein, o la Schlein in commissione, dal punto di vista umano ti dico ci vado d'accordissimo, però ho notato sempre un rispetto reciproco anche nel fronteggiarci in commissione. Quando si va oltre questo perimetro del rispetto, no, io la battuta non la faccio più. No, me ne sono andata, salutando in modo molto freddo. Hai fatto bene, però abbiamo eccitato la curiosità dei nostri ascoltatori e qualcuno mi scrive chi è più simpatico dall'altra parte politica, ma che invece ha una verve simpatica, insomma una persona con cui magari usciresti a bere, a fare un aperitivo, ecco, magari ci sei già uscita. Adesso qua mi sembra no, è inutile che fai le provocazioni. Non sono uscita a fare aperitivi con nessuno Te lo sto di quelli che dicendo era la partita del cuore. così Né gentilmente, dai, così non sono professionalmente. uscita a fare aperitivi Cascaci, con nessuno dai. di quelli che era alla partita del cuore, neanche quelli diciamo della nostra parte politica. Quindi no, ma ci sono molte persone che comunque sì, mi stanno simpatiche. Guarda, io arrivo a dirti che ecco, una cosa che mi ha lasciata basita, no, allora io mi sono messa a parlare una volta o qualche volta con Bonelli, per esempio, no, mi sono messa a parlare Bonelli è un verde, sta con la Salis, ci siamo messi a parlare di scuole dei figli, no, una volta alla buvette e voglio dire, abbiamo parlato anche in modo tranquillo. Mi ricordo che non so se l'ho detto da qualche parte e lui forse non so se addirittura in televisione, e lui si è irrigidito, no, non ho ecco, è questo più che mi lascia sorpresa, che magari con qualcuno pensi pure di poter instaurare un rapporto anche un po' più umano, però poi sono loro, no, che devono far vedere che non si contaminano, no, e quindi insomma, uno dice: "Ma non è che parlare con la Ravetto di scuole sia 'sta roba che ti, diciamo, compromette". Ecco, trovo più forse da parte della sinistra. Noi credo che sappiamo distinguere, cioè possiamo anche chiacchierare delle scuole dei figli, però rimane che secondo me aver candidato la Salis è una cosa vergognosa e te lo dico, no? Aspetta, che sto scrivendo, l'ultima agenzia, Bonelli si è irrigidito davanti a me. Che non te Sì, l'aspetti ma poi da ascolta, Bonelli? Sammy, perché qua nessuno è scemo, la No, devi smettere Bonelli sembra con proprio queste la l'ultima devi persona. smettere Sammy, la No, devi smettere Sammy, perché i neuroni sono stati dati da Gesù per aiutarci a progredire nelle pari opportunità, non per fare del battutismo, oh, sì, okay? sì, s aspetta, Quindi mi raccomando, metti i adesso tuoi neuroni in questa ora e a servizio delle pari opportunità, tira fuori anche Gesù, perfetto, no, adesso abbiamo la parabola della Ravetto. No, va bene, allora chiudiamo con una buona notizia, da questa mattina, chiaramente la sto diffondendo, mi hanno sentito quelli del Corriere e subito naturalmente hanno ripreso la Mh-mh. notizia menandoci Mh. il torrone con la O, Mh. lega la metamorfosi di Pontida dall'indipendenza della Padania alla battaglia di Lepanto. Cioè questi del Corriere non sono mai, che cacchio scrive, non sono mai contenti. Cioè perché abbiamo deciso di fare Pontida in ottobre, proprio il giorno prima che si festeggia, che si ricorda la battaglia di Lepanto, adesso Mh-mh. ci menano il torrone perché abbiamo scelto ottobre come data di Pontida, che l'abbiamo anche scelta perché uno si aspettava, io ero qua che contavo i giorni, dunque a luglio non si fa, e se non diamo l'annuncio adesso, cavolo, e invece non c'è a luglio, non c'è ad agosto, non c'è a settembre, siorre, ma ci sarà ad ottobre. Pontida City, mica la facciamo a Ghisalba, a Pontida, perché c'è questa cosa che abbiamo perso il paese dal punto di vista dell'amministrazione. E allora il Pratone ce lo siamo comprato, signori. Io c'ho a casa il certificato che ho comprato il Pratone, un pezzettino del Pratone di Pontida. Bello! Io Pontida non ci ce sarà. l'ho, io non ho neanche un filo d'erba del Pratone, adesso mi vado a lamentare. Come si fa a Se partecipare vuoi te lo all'acquisto? Io voglio rivendo.
€50. Ok, io voglio un pezzo del Pratone, lo Allora, voglio, sì, vale, te lo porto, ti compro. porto allora tiro sul prezzo anche. Facciamo 100, facciamo 100, sì. No, comunque Facciamo un'asta per il è vero, pezzettino del è Pratone. vero, Secondo ma me partecipa anche il Corriere. ah, ma Secondo me partecipa anche ce il l'abbiamo in Corriere. tanti, questo pezzettino del Pratone. Fatto sta, insomma, che Pontida si farà, sarà un altro grande evento targato Lega e la Lega non smette di ascoltare i suoi elettori. Ci sono state feste della Lega anche questo weekend, a Lezzano, a Sumirago, prossimo weekend Esatto. ancora. La gente parla, noi della Lega siamo come delle spugne, assorbiamo quelle che sono le sensazioni, le proteste anche della gente e le facciamo divenire proposte e questo tutto l'anno, anche d'estate, soprattutto d'estate alle feste e naturalmente non mancherà la Pontida, anche se i ben pensanti del Corriere dicono che adesso pensiamo alla battaglia di Lepanto e allora cosa ve ne frega? Ravetto. No, infatti guarda questa cosa mi incuriosisce anche perché mi sembra che il Corriere invece sia, piuttosto diciamo corretto, no, con la Meloni, ci sono spesso interviste, non so, noi evidentemente ai giornaloni, non si capisce perché, diamo fastidio. È un Non sanno peccato cosa perché scrivere, non sanno più cosa scrivere per attirare la gente e la menano sì. dicendo che in 30 anni abbiamo cambiato pelle più volte e siamo passati dal giuramento del Barbarossa alla battaglia di Guarda, Lepanto. a me l'unica commento che viene da fare è che evidentemente ancora suscitiamo nervosismo, nel senso che si sa che è un partito che è saldo, è un partito che dice la sua e quindi che tutela il nord, ma che tutela adesso anche il sud con tutte queste infrastrutture, quindi probabilmente, diciamo certi salotti ancora, ecco così, temono e quindi devono inventarsi cose, perché quando le imbrocchiamo tutte devono far polemica su queste sciocchezze, perché tu cosa vuoi dire a un Salvini che oggi sta abbassando le tariffe sulle autostrade, sta cercando delle soluzioni, che fa le infrastrutture al sud che non ha mai fatto nessuno? Che cosa devi dire ad un partito che ha portato a casa l'autonomia che aveva promesso ai suoi elettori? È chiaro che quindi vanno cercando queste così note di colore, diciamo. Non l'ho capita neanche io, adesso intanto ci vediamo il 6, ecco. Questa è l'unica cosa sicura, che non vedo l'ora di vederci tutti quanti il 6 e so che la radio avrà come sempre il suo presidio, a cui naturalmente io verrò invitata, E giusto? come no, Ovviamente. anche con le scarpette col tacco ti aspetteremo allo stand di No, Radio no, Libertà no, a avrò le mie Pontida. scarpe da ginnastica. Che avessi saputo mi portavo dietro anche alla partita del Ma cuore, avrei guarda un giocato anche po', senza non tacchetti. lo Veramente guarda, sapeva, povera Ravetto. un 6 rosicamento, ottobre. guarda. 6 ottobre, signori, Pontida, segnatelo sul vostro calendario e tradotto in linguaggio variniano tutte ste polemiche sul Corriere, tanto per scrivere qualcosa uguale, la Lega ce l'ha ancora. Duro, politicamente certamente, ma quello che ci importa a noi in questo momento. Laura Ravetto, è stato un piacere. Anche per me. Salutiamo Antonino e grazie Sammy perché ci hai salvato tutti e 2. Ma ci mancherebbe. Ci vediamo ci sentiamo lunedì Ma prossimo. Ciao a tutti, certamente. grazie. Grazie, Ciao, grazie alla ciao, deputata ciao, della ciao. Lega Laura Ravetto e grazie alla squadra naturalmente che noi colleghi di Radio Libertà facciamo ogni giorno per fare controinformazione e la squadra significa essere presenti quando ce n'è bisogno. Alla prossima. Avete ascoltato